Telecca al posto di Telecca. Allora, siamo in diretta da Bronte e tra mille difficoltà, non ultima la difficoltà di ricezione per quanto riguarda il segnale telefonico, siamo comunque qui. Abbiamo delle defezioni, nel senso che Renato e Annalisa per forza maggiore sono rimasti a 5 fronti, gli do una mano io a Gabriele e cercherò di tenervi compagnia. C'è subito da dire che la palestra non consente una visione ottimale, quindi un posizionamento ottimale del punto di ripresa. Diciamo che per affetto nei confronti di tutti i tifosi siamo comunque qui a trasmettervi anche in maniera non perfetta questa ennesima partita di pallavolo serie B maschile. Ecco che le squadre sono appena entrate in campo. Il mio commento non sarà un commento continuo, cercherò di tenervi solo compagnia e di aggiornarvi sul punteggio, proprio perché diciamo le condizioni logistiche non sono ottimali. Quindi diciamo che più che una cronaca è una... vi tengo compagnia, come se parlassi con ognuno di voi. E allora, dopo 3 ore circa di viaggio, siamo arrivati nella città del pistacchio, il pistacchio di Bronte, rinomato in tutto il mondo. E in questa palestra della scuola dello scientifico, del liceo scientifico, ci apprestiamo allo starting six. Quindi saluti a tutti gli amici che sono collegati e abbiate pazienza, facciamo quello che possiamo oggi. Già mandarvi il segnale dalla palestra e quindi farvi vedere un qualcosa in diretta è già un mezzo miracolo per oggi. Lo starting six va direttamente in campo e quindi noi cerchiamo di osservare. Istituto di istruzione superiore, non è scientifico. Non è un istituto di istruzione superiore, come si chiama la palestra? Te lo ricordi? Adesso vediamo di trovare anche il nome, vabbè. E allora, la formazione di partenza è la formazione tipo che noi abbiamo già visto settimana scorsa a Cinque Frondi in occasione della partita contro Aci Castello. E quindi al servizio andrà Dionisio Di Pasquale, che è un posto 4, poi abbiamo i due centrali, uno sostituito che è Peppe Orlando, sostituito dal libero puntoriere in questo momento, è Stefano Diana, l'opposto è il numero 13 Francesco Pugliatti, e poi abbiamo il palleggiatore regista, il numero 3 Marco Pugliatti, e il numero 11 schiacciatore posto 4 Luciano Mille. Questa è la formazione tipo e con questa formazione parte Cinque Frondi. Dall'altra parte ci viene onestamente difficile, almeno per questo set, individuare i numeri, siamo un po' lontanucci e in posizione non favorevole. Nel secondo set vi parleremo anche della squadra avversaria. Intanto siamo sull'1-0 per gli ospiti, il servizio di Pasquale è stato ben ricevuto e messo a terra al centro.
c'è tocco, Francesco Pugliatti direttamente fuori, 2-0, Bronte. Secondo tentativo Francesco Pugliatti mette la palla a terra dopo una serie di palle lente giocate sotto rete sia da una parte che dall'altra. Gira la formazione cinquefrondese e al servizio Stefano Diana con il numero 1, ce l'abbiamo qui davanti a noi. Sul libero, attacco al centro, Diana riceve, difende, attacco da questo 4 di Luciano Mille, forte sulle mani del muro. La palla rimbalza e finisce sotto il seggiolone dell'arbitro, lato Cinquefrondi. Venuto fuori l'attacco da posto 2 del Bronte. E Cinquefrondi si porta sul 3-2. È difficile pure vedere il tabellone, ce li facciamo alle spalle. Difettosa la direzione del libero. Attacco per riesce a vedere un buco dietro il muro e spinge la palla, così da mandarla proprio alle spalle in posto 5. Servizio di nuovo Bronte con un numero che non vedo, mi pare che sia il numero 10, Saitta al servizio, al salto forte, attacco al centro sbucciato da parte di Peppe Orlando, murato l'attacco, miracoloso il recupero di Dionisio Di Pasquale, poi però l'attacco di Luciano Mille vanifica il meraviglioso recupero in tuffo da parte di Dionisio Di Pasquale e Bronte si porta in vantaggio 4-3, primo set. Al salto, fuori, era sempre il numero 10 che questa volta ha mandato abbondantemente fuori dalla linea di fondo, era Saitta. Francesco Pugliatti al servizio, prova il salto e la palla si ferma sul nastro. (5-4) Bronte. Bandiera Monte. Arriva con un po' di ritardo l'attacco da parte del Bronte nella persona del numero 3 Di Franco, è ben piazzato sopra il nastro il muro cinquefrondese e il contrasto finisce nella linea dei 3 metri del Bronte. Mille al servizio per Cinquefronde. Renato direbbe che la palla si insacca, a proposito lo saluto insieme ad Annalisa. La palla si è insaccata lato Cinquefrondi, il muro di Peppe Orlando non è stato abbastanza invadente da respingere al mittente l'attacco Bronte. Di Franco al servizio, flottante pericolosa, recupera Cinquefrondi, bravo, e il numero 15, il centrale Bertone, che viene magistralmente servito dal palleggiatore Tomasello.
7-5. E il siciliano in terra sicula. Dionisio Di Pasquale si alza e mette a terra, riduce le distanze ad un solo punto, 7-6 Bronte al servizio Peppe Orlando. Anche lui la sua solita flottante, recupera dietro Mille, un'alzata per l'opposto e un colpo sopraffino. Ne ha ben donde nell'esultanza Francesco Pugliatti, che ha visto con la coda dell'occhio il muro spostato oltre banda e ha messo la palla all'angolino lì dove non poteva arrivare nessuno, quindi con un lungolinea eccezionale. Secondo servizio consecutivo per Peppe Orlando, il numero 19. Ancora Di Pasquale che attacca con un muro disgiunto. Il giocatore più spostato verso banda può solamente smorzare con una mano, ma la palla cade all'interno del rettangolo di gioco Bronte e Cinquefrondi si porta avanti 8-7, terzo servizio consecutivo per Peppe Orlando. Si alza la mano del secondo arbitro e fa vedere l'invasione a rete, rileva l'invasione a rete da parte del muro Cinquefrondi, 8 pari. Cortina al servizio, il capitano del Bronte. Questa volta la scelta di Pugliatti è vincente, una palla tesa al centro per il punto di Diana, che manda Marco Pugliatti al servizio. Con la coda dell'occhio l'attacco centrale del Bronte finisce per essere semplicemente appoggiato in zona 4, lì dove c'era una voragine, non c'era nessuno a coprire. Tentativo vano da parte dei puntorieri di recuperare in difesa. Si prepara per la battuta al salto, non è così, è un flottante pericolosa Bronte. Arriva malissimo con un bugger un po' distorto la palla in posto 4, ma è bravo puntorieri ad aggirare l'ostacolo del muro avversario e a mettere la palla dentro. Di Pasquale al servizio, direttamente fuori, troppo diagonale, angolato l'attacco centrale, insistono sull'attacco al centro, evidentemente è uno schema studiato. Sapete bene che le squadre ormai sono dotate di analisi e analizzatori di tutti i tipi, quindi evidentemente l'attacco al centro è stato studiato contro il Cinquefrondi. Di Pasquale ha cambiato punto, ribattuta, e sull'attacco in posto 4 ottimo muro di Cinquefrondi, secondo punto consecutivo, e siamo sul 12-9 Cinquefrondi. E i 3 punti consecutivi di Cinquefrondi costringono al time out il coach di Bronte, Cartillone. Non abbiamo riscontri sulla qualità della trasmissione, noi speriamo
ripeto per chi si fosse messo in questo momento in visione e in ascolto, siamo in condizioni un po', diciamo, rimaneggiate per quanto riguarda la trasmissione, sia per un discorso prettamente tecnico, sia per quanto riguarda la linea telefonica. Direttamente fuori l'attacco del numero 10 Saitta, il posto 4 di Bronte sceglie la schiacciata forte lungolinea, ma angola troppo e la mette al di là della linea gialla. Dionisio Di Pasquale rimane appiccicato alle mani, il tentativo di palleggio del primo libero del Bronte, Cartillone, non permette ai suoi di giocare l'azione e Cinquefrondi va al 14° punto. C'è un tocco, alza le mani sportivamente il numero 1 Diana e quindi si interrompe la serie positiva con al servizio Dionisio Di Pasquale. Torna al servizio il numero 13, il palleggiatore Tomasello. Difficile flot, invaga il posto 4, recupera la difesa Bronte che ricostruisce, attacca da posto 4, il muro di Cinquefrondi non può che toccare e mandare verso gli spettatori posti alle spalle del seggiolone del primo arbitro. Ancora il capitano, il palleggiatore Tomasello al servizio. Muro secco sull'attacco forte diagonale da parte di Francesco Tomasello, non è efficace l'opposto di Cinquefrondi, la palla finisce nei 3 metri dell'attacco cinquefrondese. Muri consecutivi secchi, anche se il muro era disgiunto, aveva scelto Francesco Pugliatti in lungolinea, c'era una voragine al centro tra i due giocatori a muro e il suo attacco però è andato a finire esattamente tra le due mani del posto 4 di Bronte. 14-12, 14 chi riceve, Cinquefrondi, 12 per il palleggiatore al servizio e a questo punto è Tomasello che interrompe il gioco e chiama time out. Il secondo, sono trascorsi 30 minuti di stop, i 30 secondi di stop chiamati da Tomasello per riorganizzare le idee. Non a caso questa interruzione viene dopo 2 muri consecutivi subiti dall'opposto di Cinquefrondi, 2 muri direi abbastanza pesanti proprio per l'esecuzione e la riuscita. Al servizio nuovamente il palleggiatore Tomasello per il Bronte, buona la ricezione Cinquefrondi, cambia completamente il gioco il regista playmaker cinquefrondese, sceglie di alzare all'indietro e servire una pipe per Dionisio Di Pasquale che senza muro manda il muro, il palleggiatore ha mandato il muro a posto 2 e ha lasciato praticamente sguarnito completamente il centro. Ottimo l'attacco di Di Pasquale che noi ricordiamo per questo tipo di attacchi nelle stagioni belle
Cinquefrondi costruisce con il minimo sforzo l'ennesimo punto, da posto 4 semplicemente palla spinta, in posto 5 avversario non c'era nessuno a ricevere, a difendere. All'indietro Bronte, arriva in ritardo Luciano Mille, smorza la palla, la devia e va a finire proprio davanti a Dionisio Di Pasquale, che non fa nemmeno in tempo ad abbassarsi per tentare il recupero. 16-14 Cinquefrondi. Forte, potente la schiacciata al salto di Bronte e il servizio di Bronte, e poi sul contrattacco da posto 4 un siluro di Bandieramonte che va a finire sui pugni del libero cinquefrondese, che nulla può fare se non mandare sul seggiolone dell'arbitro. Non riesce la seconda bomba al servizio del numero 10 Saitta, e Cinquefrondi si riporta in vantaggio. C'è qualcosa al tabellone, vediamo di... Il tabellone in questo momento segna 16-13 per i locali. Ci fidiamo. Palla fuori lato Bronte, così ha detto il secondo arbitro. Tutto si è sviluppato subito dopo il tentativo di muro della squadra siciliana. Sul recupero probabilmente la palla è andata fuori dall'asta, lato sempre Bronte. C'è stata una sostituzione ai Cinquefrondi, è entrato Fabio Remo che è andato al servizio. Buon muro di Peppe Orlando, posto 4, appoggiata, non va bene, vediamo. Servizio per l'opposto, fuori. Aveva saltato il muro Francesco Pugliatti, ma la palla è andata di poco fuori dalla linea di fondo. Peppe Orlando arriva in condizioni non ottimali per dare un colpo deciso, e allora sceglie con il muro a 1 di fronte e di Bronte, possiamo dire a questo punto scherzosamente. Riesce a mettere la palla semplicemente toccandola con il palmo della mano, la spinge poco al di là della rete e siamo... Ecco che è stato corretto probabilmente, adesso è stato corretto il punteggio, siamo sul 19-17 Cinquefrondi, c'era un errore sul tabellone. Arriva tardi Diana, la palla la colpisce dopo che è passata con il colpo da posto 4, la colpisce praticamente almeno 20 cm sotto della rete, non può fare nulla se non trattenere la palla dalla parte lato Cinquefrondi. Vabbè, andata così. 19-18, 19 Cinquefrondi, 18 chi serve. Proviamo a vedere da lontano, dovrebbe essere Cortina. Bravo Stefano Diana, magistralmente servito, è hanno mandato praticamente fuori tempo il muro avversario e ha sparato una palla potente per il punto numero 20, dovrebbe essere 20. C'è il tabellone un po' difettoso, pazienza.
chiamata del primo arbitro al secondo per la conferma e poi palmi della mano verso il suo volto vuol dire palla fuori, direttamente fuori, quindi il servizio del palleggiatore di Cinquefrondi. Fabio Remo fa quello che può. Un attacco morbido sul quale salta a muro il Francesco Pugliatti. La palla viene smorzata ma rimane lato Giolli e va fuori. Dovremmo essere 20 pari, forse. Una palla destinata alla linea di fondo, troppo tardi si alzano le mani di Fabio Remo che sbuccia la palla e la manda dietro. Fabio Remo che si è laureato in scienze motorie proprio ieri o comunque negli ultimi giorni. Lo stesso servizio leggermente meno profondo, questa volta a giocare male è Francesco Pugliatti, anche lui in ritardo. E costringe al secondo time out Giacomo Tomasello che si sta arrabbiando, lo vediamo veramente arrabbiato in questo momento. Cinquefrondi ha vanificato il vantaggio pur minimo che stava mantenendo e in questo momento è avanti Bronte 22-20. Quindi sulla situazione di parità 20 pari, due servizi vincenti e essi sporchi da parte del numero 6 Cortina, il capitano. Ancora una ricezione non buonissima di Cinquefrondi. E questa volta ad andare in fallo è Bronte, il secondo arbitro segnala una invasione a rete in discesa praticamente alla schiacciata perché il muro di Cinquefrondi era già lì. Ci sono delle proteste, confermato. Fa ampi cenni il secondo arbitro di rassicurazione nei confronti dei giocatori del Bronte, è troppo sicura della chiamata, invita alla calma e si reca però nuovamente sotto il seggiolone del primo arbitro. Adesso sotto il seggiolone il capitano del Cinquefrondi ed è stata invertita la decisione, non si riesce a capire perché. C'è una richiesta di spiegazioni da parte del dirigente accompagnatore del Cinquefrondi e del secondo allenatore. È un po' sorpreso anche Tomasello, tant'è. Perlomeno, ha detto Tomasello, facciamo una contesa. Ricominciamo da capo. Non è d'accordo il primo arbitro, assegna il punto e quindi ci ritroviamo sul 23-20, da un possibile 22-21 a un 23-20. Questa l'abbiamo vista pure noi, ce l'abbiamo proprio davanti il nostro punto. 23.
23-21, c'è un tabellone un po' ballerino. Di Pasquale ha servito, Puntorieri ha recuperato, non forza 1000 e poi va al muro, ma devia, non essendo invadente, devia la palla lì dove Di Pasquale in difesa non può arrivare. Siamo sul 24-21 e quindi pronto, si va a giocare 3 set point con il palleggiatore, e la fortuna ha voluto che questo set si chiudesse sul 25-21 con una palla giocata dal palleggiatore Tomasello, che ha toccato il nastro ed è caduta lì dove nessuno poteva arrivare, una palla completamente smorzata, e si chiude il primo set 1-0, 25-21 Bronte. E andiamo a verificare la qualità della trasmissione, ci sentiamo tra poco. Allora, vediamo di raccontarvi questo secondo set. Allora, dalla parte nostra adesso abbiamo il brolo, ed è più facile per noi anche individuare i nomi e i numeri dei ragazzi in campo. Al servizio il numero 13, il palleggiatore Tomasello, quindi inizia in +1 Brolo, esattamente come aveva terminato il primo set. Dall'altra parte non vediamo novità, quindi ripristinata la formazione tipo, 5 fronte in formazione tipo. Dice spara un lungolinea leggermente troppo, dicono alla Rai, lo diciamo pure noi, leggermente troppo lungo. (1-0) 5 fronti, serve Francesco Bugliatti. Tacco 4,
palla toccata, non c'è ammissione di colpa, ma non c'è nemmeno alcuna protesta, quindi ha visto bene il primo arbitro. 1 pari, ruota la formazione del fronte e al servizio il numero 10. Bandieramonte ha lo sfortunato compito di toccare di seconda. Non è il suo miglior tocco sicuramente il palleggio, e quindi va in fallo e consente a 5 frondi di andare a punto. Luciano Mille sceglie di andare forte, la palla finisce almeno 30 cm fuori dall'incrocio delle righe da posto 1. Bandieramonte al servizio, ed è lo stesso Bandieramonte che abbiamo apprezzato nelle stagioni precedenti in Serie B con l'altra casacca. E proprio Bandieramonte viene bucato non a muro ma in difesa, non ha il tempo nemmeno di metterci le mani. È stato Dioniso Di Pasquale a mettere a terra in diagonale, posto 5. Al servizio, se non mi sbaglio, il palleggiatore regista 5 frondi, è lui. Fasi un po' rocambolesche. La palla viene indicata dentro, noi non vediamo la linea. Qualora ce ne fosse stato bisogno, comunque è stata toccata in difesa dal numero 3 Di Franco. Uno scambio un po' rocambolesco finito a favore della Jolly. Il punteggio in questo momento è di 4-2-5 frondi. Sbanda come non mai il pallone servito da Peppe Orlando, arriva nel bugger tra le braccia del libero Di Bronte e va a finire in tribuna. 5-2-5 frondi. Non si ripete Peppe Orlando, dà un po' troppa forza al colpo e la sua flotta finisce abbondantemente fuori dalla linea di fondo. Di Franco al servizio col numero 3. Direttamente fuori l'attacco di Dioniso Di Pasquale. Era forte ma troppo lungo, probabilmente credeva di impattare sul muro, così non è stata, la palla è passata in mezzo alle 4 mani. Questa volta in prima linea c'erano Dionisio Di Pasquale e il centrale Chiana. Bucata al centro della fronte, portata dal muro, finisce fuori. Si porta in vantaggio dopo il fortunato turno di servizio di Di Franco, che serve per la terza volta. Il mancino manda questa volta sui rettangolini neri della rete, quindi 5 fronde si impatta, 6 pari.
Favore restituito al servizio da parte del palleggiatore di 5 secondi, Marco Pugliatti sulla rete. 7-6. Forte e preciso Dionisio Di Pasquale e il suo colpo tocca il muro e palla fuori. 7 pari. Forte e preciso l'attacco del numero 10 Caippa. 8-7 Bronte. Portone al servizio. Questa volta ci mette tutta la forza che ha in corpo Luciano Mille, piega le mani del muro e il muro fa rotolare praticamente sul nastro la palla lato Bronte, finisce nel campo siciliano. 8 pari. Sul libero la battuta del 5 Frondi, così è accaduto. Si capisce bene cosa è accaduto sotto rete, la palla era lato 5 Frondi, Francesco Pugliatti non è riuscito a recuperare per l'8-9. 9-8 Bronte. Un po' concitata questa azione e contemporaneamente spettacolare, finisce a favore di 5 Frondi con una schiacciata da posto 4 diagonale, stato Luciano Mille, serve Francesco Pugliatti a fil di rete. Muro netto, un muro che finisce praticamente sotto i piedi dell'attaccante Saitta. 10-9 5 Frondi, che quindi sorpassa gli avversari. Secondo servizio per Francesco Pugliatti, vediamo cosa sceglie. Una flottante, si appiccica alle mani di Cartillone ancora una volta. L'avevamo già visto questo errore da parte del libero numero 5 in maglia verde smagliante. Le paste, Francesco Pugliatti, le paste. La palla dopo 2 servizi positivi finisce sulle spalle del giocatore al centro dal lato 5 Frondi, quindi siamo 10-11, 11-5 Frondi. Ottima ricezione di Pasquale e una mezza magia del regista Marco Pugliatti, che all'indietro manda senza muro per l'attacco in posto 4 da parte di Luciano Mille, che buca e poi va al servizio. Buona l'esecuzione dell'attacco da parte di Bronte, altrettanto buono il muro
Peccato che la palla che è rimasta dal lato Bronte è finita fuori dalla linea gialla e manda al servizio Bandieramonte col numero 1. 12-11 5 fronti. Recuperato la palla in difesa dai 5 fronti e poi il mancino numero 3 Di Franco piega veramente e fisicamente. Ancora Bandieramonte al servizio. Nella insolita veste di schiacciatore, si può dire, in posto 4. Adesso non saprei tecnicamente spiegarvi come si chiama questo attacco. È un attacco, diciamo, più decentrato, certamente non da centrale puro. Finisce comunque sulle mani del muro avversario e a terra lato siciliano, lato Bronte, ed è Peppe Orlando che si porta al servizio sul 13-12 5 fronti. Non va bene questa volta il servizio di Peppe Orlando, che restituisce la parità al Bronte. 13 pari. Di Franco col numero 3 al servizio. Puntorieri fa quello che può. Arriva una palla sporca, giocabile sì, ma al 40% da parte di Pasquale, e sparacchia direttamente fuori. 14-13 Bronte, ancora Di Franco al servizio. Direttamente sulla rete, come era già successo nel turno precedente. Di Franco manda sui quadretti neri. 14 pari. Per 5 fronti al servizio il palleggiatore Marco Pugliatti. Fuori, lunga. (15-14) Cortina al servizio, il capitano del Bronte. Bravo lo stesso Cartillone, aveva recuperato un secondo tocco quasi impossibile davanti al tabellone pubblicitario che abbiamo proprio noi, stava per arrivare rovinosamente su di noi. 15 pari. Dionisio Di Pasquale al servizio, flottante, recupera Dionisio Di Pasquale, manda poi alla schiacciata di turno Luciano Miller. Una palla molto bassa, ha deciso di forzarla lo stesso. La palla è finita forse più sulla rete che sulle mani del muro. Dovremmo essere 15 pari. Sì. Sotto il muro di Dionisio Di Pasquale per il palleggiatore, all'indietro per posto 4. Sorpresa la difesa con nella persona questa volta del numero 6 Cortina, il capitano. È stato bravo il palleggiatore del 5 fronti a smarcare completamente il posto 4. Diana era al servizio per 5 fronti. Si alza in cielo il numero 10 Saitta, che approfitta anche del fatto che il muro di 5 fronti era un muro a 1, che ha scelto tra le altre cose di coprire il lungolinea. Ha visto bene Bronte, ha incrociato,
manda il palleggiatore al servizio, il numero 13. Bravo. Una mezza magia del palleggiatore del Cinquefrondi, anche in questo caso smarca il suo attaccante che mette giù una palla che passa tra la banda, l'asta e le mani del muro. Buona la ricezione e diciamo che una azione da manuale con ricezione più ricezione perfetta da parte del libero numero 5 Cartillone, e poi una palla servita al centro all'altissimo Bandieramonte che deve solo fare il suo lavoro. La spinta è ben coperto Bronte. Sul contrattacco le mani di Peppe Orlando possono mandare la palla solo ed esclusivamente sulle finestre della palestra. C'è qualche accenno a qualche protesta, non capisco perché. Quanto stiamo, Francesco? 19? Noi 13. Dovremmo essere 19-13, mi pare un po' troppo questa distanza. Mi pare un po' troppa questa distanza. E c'è un difetto sul tabellone, non riusciamo a seguire il punteggio, abbiate pazienza. Già ce l'abbiamo alle spalle. Non funziona. Quanto stiamo? 19-16? 19-17 dovremmo essere, speriamo di essere nel giusto. Boh. Quindi 19-17, va bene, ok. Ci facciamo aiutare. C'è qualche asta in più. Un'asta, sì, esatto. C'è un problema tecnico di visualizzazione sul... Cos'è successo? Cos'è successo? E dopo alcuni conciliaboli e anche per la seconda volta il primo arbitro inverte la decisione, ha invertito la decisione, quindi passiamo da 19-17 a 18 pari. È stata segnalata una seconda linea agli avversari a Bronte, direttamente sulla rete l'attacco di Luciano Mille, e quindi andiamo sul 19 locali, 18 ospiti. Bandieramonte al servizio. Aveva intercettato in difesa Bandieramonte l'attacco al centro di Cinquefrondi, ma la forza dell'azione e il contrasto in difesa ha fatto scagliare la palla dalla parte della Jolly, ma fuori dalla linea laterale. C'è un cambio, un doppio cambio, lato Cinquefrondi. Esce Peppe Orlando e al servizio va Giacomino Baramo. Esce il palleggiatore, entra il palleggiatore in seconda al posto di Marco Pugliatti. Entra Laurenda, alza quindi il muro, è una scelta tecnica sicuramente quella di Tomasello. Non basta il muro a 3, la palla viene scagliata così forte dal giocatore del Bronte che si insacca lato Cinquefrondi. Di Franco al servizio,
19 pari, no, 20-18, 20-18. Aveva visto bene il palleggiatore regista Tomasello, ma il suo muro rimane nel suo campo. Attacco centrale vincente, 5 frondi. 5 frondi al servizio. Di seconda spinge il palleggiatore Bronte. Recupero come può dall'altra parte Bronte. Bravo il libero del Bronte, che fa pervenire però la palla come può al numero 3 di Franco. Non è il suo forte il palleggio, cerca di servire in posto 4 per l'attacco con il suo compagno, ma viene fermato dall'arbitro con una chiamata fallosa, ne trattenuta. Con un attacco al centro questa azione che ha visto diversi attacchi. Ci aggiorniamo sul punteggio, dovremmo essere, quanto siamo mo? 21 pari? 21 pari. Tomasello chiede delucidazione al secondo arbitro, fa cosa può Di Pasquale, e poi in seconda battuta, dopo aver rimediato ad una alzata non perfetta in seconda battuta in fase di muro, e perentorio mette la palla nei 3 metri del Bronte e 5 frondi passa avanti, 22-21. Time out, cartellone. Per chi si fosse messo in ascolto e in visione adesso, ricordiamo che le condizioni di trasmissione sono precarie e noi stiamo cercando di mandarvi comunque un segnale più pulito che possiamo. Anche il commento lo sto improvvisando con un microfonino da auricolare. Stiamo veramente facendo, questa è una configurazione mai fatta prima dall'edicola, è dovuta all'assenza di Renato e di Annalisa, e quindi Gabriele si è inventato un qualche cosa per potervi comunque raggiungere. Era ben piazzato il muro di 5 frondi, ma la sventola del numero 15 Bertone è così forte da mandare la palla sotto il seggiolone dell'arbitro. Cambio di palleggiatore nel Bronte, entra col numero 4 Bonaccorsi, doppio cambio, esce il numero 3 Di Franco, entra il numero 14 Verona. Serve il Bertone, numero 15. Direttamente fuori l'attacco di 5 frondi, forte sì, ma tocca solamente la parte superiore, la banda superiore della rete e finisce quasi davanti al secondo arbitro. Questa volta è Tomasello, il coach 5 frondi, a interrompere con un time out sul punteggio di
23-22 per il Bronte. Case delegate, anche il primo set si è sbloccato quando i punti sono pesanti, dopo il 20. Un set assolutamente equilibrato anche questo secondo, giocato punto a punto, 12-12, 13-13, 14-14 eccetera eccetera fino al 19 pari, siamo al 21 pari, adesso siamo sul 23 però al 22, a favore di Bronte sono punti molto pesanti. Difende Bronte, Bandieramonte esulta, non so per quale motivo, è stato proprio lui forse a mandare completamente fuori, probabilmente reclamava un tocco del muro 5 frondi, cosa che non c'è stata, tantomeno è stata chiamata dal primo arbitro, quindi direttamente fuori, 23 pari, ancora più equilibrato. Quindi la palla passa al 5 fronte che va al servizio, se riusciamo a vedere chi c'è. C'è un cambio? No, c'è una formazione, chiamo formazione il numero 6 che è il capitano Orchina. Dall'altra parte c'è stato un cambio che io non ho ravvisato per tempo e al servizio ci troviamo Fabio Remo. Lungo il suo servizio. Attacco al centro di Bandieramonte, fuori. Esulta anche questa volta Bandieramonte, ma rimane di stucco, non guarda nemmeno la decisione dell'arbitro, quindi lui dall'alto del suo penso quasi 2 metri, sarà 1,98 qualcosa del genere, ha visto scendendo dal suo attacco che la palla andava fuori, quindi in un certo senso cercato di trarre in inganno il primo arbitro che era molto attento, e questa volta a giocarsi il set point dei 5 frondi che va con Fabio Remo sul 24-23. Primo set point 5 frondi, dovremmo essere 24-23, giusto? Lunga, bravo Fabio Remo, becca il libero Cartillone che stende le mani in bagger ed è visibilmente amareggiato per l'errore che ha fatto. La palla tocca la parte esterna del suo braccio sinistro, finisce praticamente a terra e 5 frondi si aggiudica il secondo set, 25-23. Un set pari, 25-21 Bronte il primo set, 25-23 5 frondi il secondo parziale, e io mi riposo un po'.